Anche i 30 lavoratori dello stabilimento di Legnaro delle Acciaierie d'Italia hanno partecipato alla mobilitazione di tutti i dipendenti del gruppo, che ha stabilimenti anche a Marghera, Milano, Ancona, Genova e quello più noto, ex Ilva di Taranto. A motivare il fermo dei lavoratori è stato il risultato dell'incontro della scorsa settimana al Ministero dello Sviluppo Economico, che non ha dato nessuna risposta a operai e impiegati, sia sulle prospettive industriali e occupazionali che sulla gestione dell'importante gruppo siderurgico. Una situazione insostenibile secondo i sindacati dei metalmeccanici. L'azienda, dicono, continua a rinviare ogni decisione sul futuro dei dipendenti, così come non ha ancora discusso con CGIL, CISL e UIL un qualsiasi piano industriale. Legnaro ha sempre avuto una vocazione, in particolar modo su tutto quello che è la produzione di acciaio per la manifattura, per cui dall'automotive a tutti gli altri settori, ed ha sempre avuto anche una certa autonomia commerciale, ha sempre lavorato per il nord Italia e nel nord Europa, e questa rimane la sua vocazione di stabilimento. I sindacati denunciano anche l'assenza di un piano di manutenzione degli impianti che dia sicurezza ai lavoratori. Mancherebbero anche il piano ambientale e un adeguato livello di relazioni sindacali. Ancora non parte Acciaierie d'Italia come struttura, come organizzazione, non partono gli investimenti, anzi il socio di maggioranza, ArcelorMittal, in questo momento sta addirittura facendo profitti sulla cassa integrazione e sulla riduzione del salario dei lavoratori.